secondi. Salve a tutti e ben ritrovati a Di Arte. Allora, questa settimana è una settimana davvero particolare, davvero importante, perché abbiamo la fortuna, e ne siamo grati per questo, di ricevere un ospite, un esperto di una forma d'arte poco conosciuta, pratico di uno strumento altrettanto poco conosciuto, e vado subito a presentarvelo. Mario Romani. Ciao Mario. Ciao. Allora Mario, tu sei un artista, innanzitutto tengo a precisarlo, famosissimo, molto conosciuto in tutto il mondo, perché oltre a realizzare lavori in Italia realizzi anche lavori all'estero e sei molto conosciuto per quello. Illustratore, grafico. Prima di passare alla tua vera specializzazione, ovvero l'aerografia, vorrei che tu ci parlassi del tuo lavoro in generale, in cosa consiste. Il mio lavoro consiste nell'insegnare questa tecnica. Inizialmente sono partito come innanzitutto appassionato, quando all'età dell'università, oltre a studiare ingegneria, cosa che poi ho abbandonato velocemente, mi sono appassionato al disegno e all'aerografia e lì ho fatto dei corsi privatamente a Bologna. Dopo ho cominciato a lavorare in un'agenzia di pubblicità facendo l'illustratore e per diversi anni ho esercitato questo tipo di attività prima di dedicarmi interamente all'insegnamento della tecnica, perché poi lavorando appunto in questo settore dapprima i conoscenti, gli amici vedevano questi disegni e si appassionavano, dicevano ma che bello, sono bellissimi, chissà quanto è difficile arrivare a fare queste cose. E io in realtà dicevo, ma in realtà non è così difficile, perché l'aerografia è una tecnica, ed è una tecnica che si impara. Io dico sempre, è come imparare a guidare l'automobile. La patente bene o male la prendiamo tutti, quindi guidare questo strumento credo che sia abbastanza facile. Poi, sommando la tecnica alla pratica e soprattutto a volte alla capacità individuale, si può salire anche di livello, certo, e di qualità, per cui chi si vuole avvicinare lo può fare senza temere di trovarsi spiazzato da pratiche impossibili da raggiungere, perché anche l'ultimo di coloro che sia in grado di tenere in mano una matita è in grado però di usare lo strumento, usando chiaramente tecniche che io insegno. Dopodiché, se poi qualcuno è anche dotato di qualche minimo nel DNA, di qualche minimo accenno di doti artistiche, allora si ottengono anche cose molto molto interessanti. Sì, perché mi dicevi c'è una differenziazione, cioè chi può praticare questo mestiere di fatto in quanto arte vero e propria, qui chi invece ne può fare uno strumento di lavoro che verte su altri versanti. Allora, l'ho detto prima, tu sei molto conosciuto anche all'estero, hai realizzato, e poi ne parleremo, tantissimi lavori per importanti case editrici, per importanti aziende anche. Soffermiamoci sulla qualità artistica di questo lavoro, quindi di un livello superiore che definisce l'aerografia e la categorizza in quanto arte. Secondo te, visto che tu hai avuto contatti all'estero e quindi hai avuto modo di vedere come viene recepita questa tecnica, è possibile che tu abbia avuto più successo all'estero nel praticare l'aerografia in quanto arte? Cioè è possibile che sia più accetta come arte all'estero rispetto al territorio italiano, al nostro territorio italiano? Allora, diciamo questo, questa è una domanda da 100 milioni di dollari, la risposta non è così semplice, ti posso semplicemente dire come io avverto questo tipo di problematica. Indubbiamente in Italia, che è la culla in assoluto artistica a livello mondiale,
perché quando parliamo di Medioevo, di Rinascimento e parliamo di pittura, di architettura, si parla dell'Italia. Tutto quello che si vede in giro e che è nato successivamente è comunque, sono emanazioni, certo, è un riflesso di quello che è stato il nostro paese. E la nostra storia è piena di artisti che ci invidiano tutti, i musei di tutto il mondo sono pieni dei lavori dei nostri artisti, per cui noi abbiamo questa grande tradizione che ha creato un pochettino di spaccatura fra quelle che sono le tecniche tradizionali, osannate diciamo giustificatamente, non solo da noi ma anche all'estero, e quelle che sono tecniche secondarie un pochettino più nuove, che sono arrivate alla conoscenza del pubblico soltanto in tempo recente. Tieni conto che l'aerografia in realtà è nata come tecnica quando è nato lo strumento aerografo, che è nato negli Stati Uniti nel 1879. Oltretutto è nato per un fortuito diciamo, combinarsi di situazioni particolarmente felici perché poi lui diventasse famoso, perché è stato inventato da un gioielliere americano, Abner Piler, il quale ha inventato questa macchinetta che nebulizzava il fluido e lui ha pensato bene di mettere dentro a questo fluido dell'ossido di alluminio, e con questo strumento che spruzzava ossido di alluminio e fluido lucidava l'oro e lucidava le pietre preziose. Per cui è nato questo strumento che spruzza, né più né meno, come noi utilizziamo le bombolette spray, tanto per farti un esempio. È una piccola pistola a spruzzo, è praticamente l'antenato della pistola del carrozziere, detto così per far capire di che cosa stiamo parlando. Dopodiché questo gioielliere ha venduto il brevetto ad una società americana che gravitava nel mondo delle belle arti, la quale ha intuito che al posto dell'ossido di alluminio si potevano mettere dei colori, e i colori servivano poi ai primi fotografi, stiamo parlando di quelli di fine Ottocento, per colorare la pellicola. La pellicola, o addirittura a quell'epoca non c'era ancora la pellicola come adesso, certo. C'erano i daguerrotipi. Allora alla fine del processo, proprio che era un processo chimico di sviluppo di una fotografia, il fotografo di allora prendeva questo strumentino, ci metteva 2 gocce di colori all'anilina che venivano assorbiti dalla gelatina e coloravano le fotografie. I nonni, noi ci ricordiamo nelle foto del primi del Novecento con le gottine rosse, col mazzolino di fiori colorato, ecco, quelli erano i primi accenni di aerografia, quindi è uno strumento recente. Poi da lì i primi acquarellisti, prima americani, poi inglesi, hanno cominciato a utilizzarlo per realizzare dei disegni completamente con l'aerografo, e quindi questo strumento ha avuto un grande sviluppo dai primi del Novecento in avanti. Nel momento in cui i pittori, gli artisti e soprattutto anche le scuole sapevano di avere nella propria tecnica lo scibile dell'arte, hanno sempre snobbato questo strumento arrivato dopo, il quale era uno strumento meccanico che, secondo il credere tuttora anche di alcuni parrucconi diciamo, legati al mondo artistico, è uno strumento che svilisce un po' l'intervento umano. Perché è una macchina, perché Esatto. funziona e basta. Esatto, che è una macchina e funziona e basta. È come se oggi, se si potesse fare una traslazione in tempo, è come se oggi Michelangelo vedesse una fotografia di un grande tipo Helmut Newton e dicesse tu non sei capace a niente perché tu usi una macchina per fotografare quando non sai disegnare. Ecco, una cosa di questo genere è stata, ha caratterizzato questo strumento. Tant'è che già negli anni 30 un grande fotografo americano, artista, Man Ray,
utilizzava lo strumento aerografo, forse 50 anni prima che si potesse permettere di fare una cosa del genere, fece una mostra a Parigi e venne massacrato dalla critica, perché a quell'epoca, soprattutto in Francia, dove c'erano i circoli artistici, quella non era arte. Non era arte. E lui conscio di questo errore, essendo arrivato troppo presto, mise via l'aerografo e continuò a fare le sue cose in maniera totalmente diversa. Lo strumento aerografo in realtà non toglie nulla allo spirito artistico. Quello che è importante è, come il pennello, come la macchina da presa, come la macchina fotografica, è quello che ti vuole raccontare chi utilizza lo strumento. Poi che l'artista, se riesce a raccontarti qualcosa, a trasmetterti un'emozione, lo faccia con una macchina da presa, con un pennello, scrivendo una storia o con l'aerografo, è semplicemente marginale. Quindi è lo strumento che si mette a disposizione. Dici, si tratta soltanto di uno strumento, così come il pennello, lo scalpello nel caso della scultura. Adesso lo strumento, un'opzione, diciamo, una possibilità di fare arte potrebbe essere anche utilizzare uno strumento come l'aerografo. E quindi torno alla mia domanda. Probabilmente questa ignoranza, nel senso letterale della parola, italiana forse, è un pregiudizio. È un pregiudizio che ghettizza un po', no? Un pochettino, un pochettino. Le cose sicuramente stanno cambiando, ma da noi cambiano sempre molto lentamente. All'estero è diverso, perché all'estero si possono vedere artisti chiamati tali, e che lavorano non solo ad aerografo, che fanno mostre e che sono conosciuti. Se andiamo su internet se ne trovano tantissimi, e italiani bravi, che in Italia non hanno avuto la fortuna che meritano, e quindi hanno lavorato sempre esclusivamente proprio ad un livello di soddisfazione personale, poi hanno cominciato a far vedere le proprie cose e hanno cominciato anche a lavorare all'estero facendo cose molto interessanti, vendendo e avendo successo, perché c'è un'apertura a questo tipo di tecnica molto molto maggiore. Certo. Io ne conosco alcuni, ci sono degli americani molto bravi. Poi gli americani sono estremamente pragmatici nel loro proporsi, per cui sono anche estremamente efficaci nel sapersi vendere, e molti americani probabilmente sono anche inferiori alla media dei bravi artisti che ci sono in Italia, però loro riescono a promuoversi, a farsi chiamare artisti, a fare mostre, c'è un seguito di aziende che li supporta, che li sponsorizza. Da noi è molto molto Tu da quanti anni fai questo lavoro, Mario? Quest'anno mi dicevi questo 25 anni. E quante illustrazioni hai realizzato su per giù? Ma guarda, ho perso il conto, perché quando ho iniziato non pensavo, come invece avrebbe fatto un americano che avrebbe sicuramente un database con tutti i propri dati legati alla propria produzione. Ho perso il conto perché quando ho iniziato per gioco, lavorando in un'agenzia di cui ero socio proprietario. Poi quando ho cominciato a insegnare ho continuato a fare questo tipo di lavoro, ma non ho tenuto il conto, non avrei mai pensato di dover rendere, diciamo, questi dati, perché ho sempre disegnato per la passione di farlo, certo, per lavoro, perché poi è diventato un lavoro. È un lavoro, ed è un lavoro soprattutto quello dell'insegnamento, quindi ultimamente, negli ultimi anni, la mia produzione fortunatamente mi consente di fare lavori interessanti che mi piace fare, o disegnare per me, per fare ricerca, certo, per cercare nuove tecniche, ma generalmente mi dedico di più all'insegnamento. Tu hai, scusami se ti interrompo, perché tu hai portato qui due esempi, diciamo, di aerografia, ma ne vedremo nel corso delle puntate in questa settimana tantissime. Avevi anche portato un esempio di strumento, un esempio d'aerografo, che purtroppo oggi non abbiamo il tempo di esplorare, ma magari domani o nelle puntate
nelle prossime puntate, mi farebbe piacere che tu proprio esprimessi e chiarissi un po' i segreti della tecnica e come è composto proprio uno strumento, un aerografo. Certo. Per cui avremo sicuramente modo di indagare questa interessantissima tecnica. Ti ringrazio perché è stata anche una lezione questa e si vede l'impronta da insegnante, perché hai fatto un excursus storico davvero interessante. Io ti saluto adesso, purtroppo ci lasciamo, ma domani sicuramente ritorneremo su questo argomento. Saluto anche il pubblico a casa, mi raccomando vi aspetto domani sempre a Di Arte, sempre con Mario Romano. Ciao a tutti. Ciao.